Ci troviamo al VIM di Padova, all'Istituto Veneto di Medicina Molecolare, con Giustina Destro, che è nuova presidente della Fondazione per la Ricerca Biomedica. È una realtà che oggi ha 230 ragazzi, 19 grandi ricercatori. Cosa si fa qua dentro? Si fa ricerca? Si fa ricerca di base, questa è la differenza. Medica. E qui si anticipa la malattia, non si cura la malattia. Lei ha fatto nella sua vita la politica, l'economia, la cultura, un po' di tutto a altissimo livello. Che cosa l'ha appassionata così la medicina? Intanto le devo dire che bisogna capire quanto è importante fare ricerca, quindi la medicina ha bisogno, per crescere, per aiutare l'ammalato, fare ricerca. E anche perché ho avuto un problema familiare, per cui ho avuto mio marito che purtroppo è stato colpito dall'Alzheimer. Questa è una malattia terribile, ancora molto difficile da curare, e quindi ho detto io mi voglio dedicare proprio anche a questo e per questo motivo. E qui è il vero cuore della ricerca. In questi laboratori i ragazzi fanno ricerca traslazionale, quindi dialogando fra di loro, confrontandosi, discutendo, perché fare ricerca vuol dire saper interagire insieme agli altri. Questo è il laboratorio, adesso ci spostiamo su davanti. E qui avrete una grande scoperta. Questi microorgani sono dei piccoli cervelli in miniatura di origine umana che derivano ovviamente non dal cervello del paziente stesso, ma da un meccanismo che noi utilizziamo in laboratorio per riportare cellule somatiche, quindi cellule differenziate come può essere la pelle, il sangue o anche il bulbo del capello, per dire, a uno stadio embrionale. Noi siamo interessati come laboratorio nel ricreare in vitro, quindi organoidi cerebrali, quindi di cervello, per studiare malattie che riguardano il sistema nervoso centrale. Questi microorgani crescono all'interno di questi incubatori. Vi farò vedere adesso da vicino una piastra contenente degli organoidi che hanno quasi un anno. Come potete vedere hanno dimensioni diverse, ce ne sono alcuni più cresciuti, altri meno, hanno diversi stadi di sviluppo. Noi riusciamo a ricreare anche gli stadi che non sono accessibili ovviamente per quanto riguarda lo sviluppo umano. Riusciamo a partire dalla cellula pluripotente, quindi iniziale, fino ad ottenere un cervello postnatale. E tutto questo in vitro, e possiamo accedere a questi tessuti giorno per giorno e poter studiare tutte le fasi dello sviluppo. Una cosa molto carina e interessante in questo caso è che, non so se si riesce ad apprezzare, ma ci sono dei puntini neri, sono retina. Quindi questi organoidi ci vedono e riusciamo a indirizzare questi organoidi di cervello a formare tutte le diverse aree del nostro cervello, dall'occhio alla parte anteriore, alla parte posteriore del cervello, per studiare diverse malattie che colpiscono diverse parti del cervello, oppure per pensare anche a una strategia di medicina rigenerativa. Ci sono i banconi dove loro fanno ricerca e si confrontano, perché i risultati si raggiungono scambiandosi le idee. In che modo si può aiutare il VIM? Si può aiutare adottando un ricercatore e decidendo di investire su una linea di ricerca per 3 anni, e quindi tenendo direttamente il contatto con il ricercatore stesso, che racconterà al donatore di volta in volta quello che sta facendo. Tipo questi dietro? Tipo questi dietro, sì. Grazie Giustina Destro, buongiorno mattino. Grazie.